del Signore. Benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore. Amen. Io ti invito ad aprire la parola di Dio questa mattina per cominciare. Noi predicheremo stamattina, mediteremo sulle opposizioni che tutte le volte ci sono quando noi predichiamo il Vangelo di Dio, no? Tu sai che ogni volta che tu predichi la salvezza a qualcuno c'è un'opposizione spirituale. C'è una legge che dice che ogni azione corrisponde a una reazione uguale e contraria. Quando noi entriamo nel terreno del nemico, il nemico viene contro di noi. Ma scopriremo una cosa molto interessante stamattina, che gli ostacoli non sono motivo di tristezza, è un'occasione per vedere Dio all'opera. Ok? Voglio leggerti questo testo che si trova in Apocalisse 14. Versetto 6 dice così: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Allora, nella parola di Dio, il Vangelo è chiamato in diversi modi, ok? Chiamato il Vangelo di Dio, il Vangelo di Cristo, il Vangelo della grazia. Ogni affermazione di questo tipo meriterebbe un approfondimento, perché ci sono delle realtà meravigliose che noi possiamo scoprire attraverso queste affermazioni. Ma mi piace questa affermazione ultima, quando la parola di Dio chiama l'Evangelo eterno. Cos'è una cosa eterna? Una cosa eterna è quella che è sempre stata, è quella che sempre sarà e non cambierà mai. Cari miei, vi dico una cosa stamattina per cominciare. Quando una chiesa è fedele al Vangelo eterno e noi non cambiamo il messaggio che predichiamo, le persone si convertono. Le persone riconoscono che c'è un Dio vivo in mezzo a noi. Il Vangelo non ha bisogno di predicatori eloquenti. Il Vangelo non ha bisogno di rinnovo. Il Vangelo non ha bisogno di adattamenti culturali. Il Vangelo ha bisogno di essere predicato così com'è. Io quando leggo gli Atti degli Apostoli, no? e guardo come i grandi uomini di Dio predicavano il Vangelo, io quelle le chiamo le prediche deludenti. Okay? Loro semplicemente raccontavano la storia di Israele e alla fine arrivavano a Cristo. Dico: Signore, io mi preparo omiletica, ermeneutica, vado a approfondire il significato. Questi uomini predicavano il Vangelo eterno. E sono tre cose molto semplici, cari miei. Noi siamo separati da Dio per causa del nostro peccato. Cristo è morto per noi per pagare il prezzo del nostro peccato. E noi dobbiamo ricevere Cristo come personale Salvatore. Questo è il Vangelo eterno, che non cambia mai. Se noi predichiamo questo, io ti posso assicurare che questa Chiesa si riempirà ancora di più. E questa Chiesa sarà una Chiesa che conquista anime per la gloria di Dio. Tu sei disposto a predicare il Vangelo? Sei disposto ad affrontare ostacoli? Sei disposto a soffrire per la causa di Cristo? Ti dico l'ultima cosa, dopo lascio il posto alla lode, ok? Perdonatemi perché sono un predicatore, quando prendo la parola è così. L'Apostolo Paolo dice così al suo figlio spirituale Timoteo: soffri anche tu per il Vangelo sostenuto dalla potenza di Dio. Quando tu soffrirai per predicare il Vangelo, ci sarà quella cosa meravigliosa che è la potenza di Dio. Tu sai che cosa significa la parola potenza? Nel greco è la parola dunamis. Significa dinamite. Tu sentirai dinamite dentro di te. Non conterrai quel messaggio di salvezza, perché il Vangelo è dunamis, dinamite per la salvezza di ciascuno che crede. Okay? Noi non siamo guerrieri che sparano le freccette, quelle del giochino. Noi siamo guerrieri che lanciano dinamite nel mondo spirituale e ci aspettiamo che qualcosa esploda nel cuore delle persone. Amen? Possiamo pregare per cominciare questo culto in questo modo?
E il Signore ti sta già dicendo, chiudi i tuoi occhi in questo momento, parla con Dio. Ti sta già dicendo, tu sei un guerriero, tu fai parte di un esercito. Il tuo compito è lanciare dinamite. Il tuo compito è far esplodere qualcosa nel cuore, nella mente delle persone. Il tuo compito è lasciati usare da me. Il Signore è qua in mezzo a noi questa mattina e Lui vuol darci una mattina piena della sua grazia, piena del suo coraggio, testimoni di Cristo. È una parola grossa, ma Signore, noi vogliamo essere quei testimoni che non hanno paura, che avanzano nel mondo spirituale e che danno scacco matto al nemico, all'uomo forte, e noi siamo qua per legarlo nel nome di Cristo Gesù e riconoscere che tu sei il Signore alla gloria di Dio Padre. Grazie Padre per questa mattina, perché sicuramente noi gusteremo la tua presenza in mezzo a noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora abbiamo cominciato un bellissimo ministero nel nostro campeggio giovani, che è il ministero degli abbracci, ok? Quindi adesso tu farai una cosa, lascerai il tuo posto e darai un abbraccio al fratello che è qua vicino a te, ok? E dagli una parola di benedizione, perché è così che vuole il Signore tra fratelli. Dai fratelli, su, avanti. Chiesa Battista Agape, Agape vuol dire amore. Dio ti benedica. Alleluia al tuo nome, Signore. Grazie, Padre, per le tue promesse. Cantiamo insieme. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, e tuo amore mi salverà. Cantiamo insieme. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti io andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me.
io posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò per adorarti, per adorarti. Alleluia, Signore, il tuo nome, Padre. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. La Chiesa può lodare il Signore, innalza la tua voce, dichiara, Signore. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Signore, noi affidiamo in te, Signore, confidiamo in te, perché tu sei un Dio grande, un Dio potente. Noi vogliamo innalzare, Signore, il tuo nome, Signore, che è l'unico degno di lode e di adorazione, Signore. Vogliamo fare affidamento al tuo amore, al tuo perdono, alla tua grazia nella vita della tua Chiesa questa mattina, Signore. Perciò, Signore, vieni con potenza, Signore, e fai, Signore, l'opera tua nella vita di ciascuno di noi, Signore, nella vita della tua Chiesa, Signore, nel nome di Gesù. Tu puoi dichiarare: noi ti diamo gloria ed onore. Dichiara il nome del Signore. Eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore. Eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria ed onore. Dichiari: eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore. Eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande tu sei. La Chiesa e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Alleluia, al tuo nome, Signore. Io vorrei invitare la Chiesa. Sono sicura che il Signore durante la settimana ti ha dato una parola, ti ha dato un versetto, ti
ti ha dato una conferma, una promessa, una parola. Alza la tua voce e recita un versetto biblico che il Signore ci ha dato questa settimana. Magari ci troveremo in mezzo a una moltitudine di parole, ma io sono sicura che qualcosa il Signore ha parlato nel tuo cuore. Io invito te, ti sfido a dire un versetto della parola del Signore ad alta voce. Prego. Amen. Amen. Quando noi è comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, perché il tuo Dio sarà con te ovunque andrai. Una certezza noi abbiamo. Salmi 73, versetto 28. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore il mio rifugio per raccontare tutte le tue opere. Amen. Ah, Signore. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà.
nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua amo la tua voce che mi hai guidato nel deserto, nella notte buia sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Sei fedele, Signore, nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corri verso me, la tua bontà mi guarda e corri verso me, la mia vita ora riposa in te, tutto posso arredere. La tua bontà mi guarda e corri verso me, la tua bontà mi guarda e corri verso me, la tua bontà, Signore, la tua bontà mi guarda e corri verso me. Nella mia vita sei fedele, gloria al tuo nome, Signore. Nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò nella tua bontà. Gloria al tuo nome, Signore, solo tu sei degno. Oh Gesù, riceve lode della tua Chiesa in questa mattina e parla tu ai nostri cuori, Signore, nel tuo nome, Signore. Amen. Potete Amen. sedervi. Prima di sedervi, vi faccio rialzare. Facciamo un po' di ginnastica. Hai ascoltato bene quello che hai cantato? Questa canzone dice che un uomo si deve arrendere. Sai cosa significa questo? È un gergo militare. Una persona che non si è arresa è una persona con la spada in mano pronta a combattere. Ascoltami bene. Dice così la parola di Dio, Romani capitolo 5, versetto 10, che Cristo è morto per noi mentre eravamo ancora suoi nemici, con la spada in mano, combattendo contro i principi di Dio. Forse tu stai vivendo un conflitto con te stesso, può darsi, non lo so, un conflitto con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. Quando noi viviamo un conflitto, la prima cosa che noi facciamo è prendiamo l'arma, la spada in mano e combattiamo contro qualcuno. E il Signore è qua per dirti stamattina, arrenditi a me, arrenditi a me, posa le tue armi. Il tuo nemico ha un nome solo e si chiama Satana, diavolo. Sai cosa vuol dire la parola diabolos? Dia balein,
colui che getta la palla in mezzo alle persone, alla Chiesa, ai fratelli, ai familiari, getta la palla in modo che la palla torni indietro e poi tu la ributti, litigi. È questo che fa il diavolo. Ma io sono qua per chiederti una cosa, Chiesa di Dio, prima di predicare la parola di Dio, io vorrei che il cuore di tutti noi sia libero. Questa mattina noi faremo una resa al Signore. Posa le armi, perché Dio non ti può usare se tu non sei arreso. Dio non ti può riempire di spirito se prima non ti svuoti. Ok? Pensa alla tua battaglia. Contro chi stai lottando? La parola di Dio dice in Efesini 6 che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Il nostro combattimento è contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre. E tu devi avere gli occhi aperti su questa battaglia. Ma se Dio non trova un soldato arreso alla sua volontà, noi combatteremo gli uni contro gli altri. È questo che lui fa. È questo che il nemico fa. Vogliamo fare un momento di preghiera? E dopo canteremo di nuovo questa canzone, ok? Mettiti in ginocchio insieme a me, in questo momento. Passa in rassegna alla tua anima. Lascia che lo Spirito Santo ti indichi il punto di rottura. Arrenditi, arrendiamoci, cari miei. Lascia nelle mani del Signore il tuo rancore, il tuo desiderio di giustizia, la tua voglia di vendetta. Lascia nelle mani del Signore. Gesù, che era il Signore, sulla croce, mentre gli piantavano i chiodi, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lascia i tuoi diritti ai piedi della croce. Non lasciare che nessun sentimento negativo faccia presa sulla tua mente e sul tuo cuore, ma lascia che il Signore guarisca la tua ferita, guarisca la tua anima e che Lui possa riempirti completamente della sua persona. Signore, in questo momento la tua Chiesa è riunita, inginocchiata, si sta umiliando davanti a te, Signore, davanti alla tua maestà. La tua parola dice, e noi rivendichiamo questa promessa stamattina, che quando noi ci abbassiamo, tu ci innalzi. Innalza il tuo popolo, Signore. Dai onore alla scelta che noi stiamo facendo di piegare le nostre ginocchia e dire: solo tu sei Dio, solo tu puoi fare giustizia, solo tu sei il nostro Signore. Grazie, Padre, perché so che tante guarigioni stanno già succedendo e ti chiedo, Signore, che quando ci alzeremo il cuore di chi ha scelto di essere libero sia veramente libero, libero di adorarti, libero di camminare a fianco a te e di vedere il tuo volto, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen, Chiesa. Alzati e loda il Signore adesso con un cuore diverso. Ok? Se il tuo cuore è reso al Signore, adesso la tua gioia sarà
giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce che mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, Gesù, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Gloria a Dio! La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso rendere. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La mia vita ora riposa in te, tutto posso rendere. La tua bontà mi guarda e corri verso me. La Chiesa. Amen. Lodato sia il nome del Signore. Potete sedervi. Ok, come voi ben sapete, stiamo meditando, predicando sul libro degli Atti degli Apostoli già da alcuni mesi. Siamo arrivati al capitolo 13 e questo testo ci racconta di una grande vittoria evangelistica da parte dell'Apostolo Paolo. Ma come ogni vittoria, per avere una vittoria, prima di tutto bisogna scendere in campo. Questa è la prima cosa. Non puoi rimanere in panchina.
La seconda cosa è che tutte le volte che noi vogliamo quella medaglia, ovviamente bisogna combattere per guadagnarsela. Nessuno te la regala, specialmente nel mondo spirituale. E dice così questo testo di Atti 13 che leggeremo adesso. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti, dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo, pieno di ogni frode ed ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un tempo senza vedere il sole». In quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui e andarono qua e là, cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Amen, Chiesa? Possiamo pregare perché il Signore ci parli? Nostro Dio, ti ringraziamo perché, Signore, la tua parola sono sicuro che non torna mai a vuoto. Fai la tua opera, mio papà, mio padre. Semina il buon seme nel cuore di ciascuno di noi e che quello che esca da questo pulpito sia in armonia con quello che lo Spirito Santo vuole amministrare al cuore della sua Chiesa. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo testo ci racconta di una grande vittoria, come abbiamo anticipato, di Paolo. Paolo che ha conquistato un'anima molto improbabile, come questo proconsole romano, una persona molto importante, che stava ascoltando nelle sue orecchie la voce di un falso profeta giudeo che predicava eresie già da diverso tempo nel suo ufficio. Ma la vita di Paolo non è sempre stata così. Okay? Noi conosciamo quel Paolo che andava, predicava, sconvolgeva le città, faceva migliaia di convertiti, ma all'inizio della sua storia, della storia evangelistica di Paolo, è stata molto complicata. Voglio leggervi un antefatto. Prima di arrivare a spiegare il testo, troviamo Paolo qualche capitolo prima, al capitolo 9, che lui usava predicare in questo modo. E tra le parentesi vi metto anche il significato delle parole greche e la loro spiegazione per farvi capire bene quello che io dirò. Okay? E dice così: Saulo andava e veniva, qua lui era appena convertito, con loro, gli apostoli, in Gerusalemme e predicava con franchezza. La parola è parresiazomai, diventare fiducioso, avere baldanza. Nel nome del Signore discorreva, la leo, usare la lingua o la facoltà di un discorso, pure e discuteva su zeteo, discutere, disputare, domandare con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Ossia, la prima esperienza evangelistica di Paolo è stata un fallimento totale. Che cosa hanno deciso di fare i suoi discepoli
finita la sua prima predica a un gruppo di persone che sono gli ellenisti, ossia giudei della dispersione. Gli hanno detto: Paolo, torna a casa tua, sì, questo gli hanno detto, torna a Tarso, riposati là, stai là un po' perché stai facendo danni, ok? Le persone cercano di ucciderti e nessuno si converte. Ma la cosa interessante è che se voi vedete i verbi che questo testo biblico usa, molto interessante, che dice lui, predicava con molto entusiasmo, ok? Qua c'è scritto, ossia predicava con franchezza, predicava con una lingua, con la facoltà umana di discorrere. E la terza cosa che lui faceva era disputare, discuteva e infine domandava, ossia faceva retorica greca. E il risultato è che le persone, piuttosto che convertirsi, hanno cercato di ucciderlo. Chiaramente, fratelli, qua imparo la prima cosa, che noi possiamo parlare di Gesù con entusiasmo, possiamo discorrere con le persone, possiamo disputare, fare una retorica. Ma se le persone non si convertono, qualcosa nel nostro Evangelo non funziona. C'è qualcosa che non va. Noi non possiamo predicare un Vangelo umano, un Vangelo antropocentrico, basato sulla sapienza umana. Come dicevo all'inizio, cari miei, il Vangelo non ha bisogno di predicatori eloquenti. Il Vangelo non ha bisogno di essere modernizzato per essere predicato. Il Vangelo non ha bisogno di essere culturalmente adatto alla cultura dove tu predichi il Vangelo, perché la cosa è semplice, sono 3 passi. Noi siamo separati da Dio per causa del nostro peccato. Cristo è morto per la causa del nostro peccato e bisogna ricevere Cristo per essere salvati. Questi sono i 3 passi importanti da sapere per predicare un sano, santo ed eterno Vangelo. Cari miei, è questo, non ha bisogno di discorsi umani, ed è interessante che quando tu cominci a predicare il Vangelo si anima e prende vita da solo. Non c'è bisogno di nient'altro che questo. Ma Paolo era una persona che imparava in fretta, ok? Era una persona che capiva dai suoi errori e cosa doveva fare la prossima volta per non fare gli stessi errori di prima. E lui, prima di partire per il suo primo viaggio evangelistico, dice la parola di Dio che era in una chiesa che si chiamava Antiochia. E in quella chiesa c'erano degli anziani, dei pastori, dei responsabili della chiesa, che la parola di Dio ci dice che pregavano, digiunavano e chiedevano al Signore direzione per cosa dovevano fare. E a un certo punto, mentre loro pregavano, la parola di Dio dice che lo Spirito Santo è intervenuto, lo Spirito Santo ha parlato e ha detto: mettetemi da parte Paolo e Barnaba e inviali in una missione dove io li manderò. È interessante che quando Dio qua faccio una parentesi, no? Quando Dio ci dice di fare una cosa, non ci dà la mappa completa. Non ci dà passo per passo quello che dobbiamo fare. Sai perché? Ti sei mai chiesto il perché? Io una volta mi sono trovato, sai, con quei navigatori, quelli di 20 anni fa, no? Forse di più. I TomTom. Questi benedetti TomTom che io avevo voglia di gettarli fuori dal finestrino della macchina ogni 3x2. Allora tu imposti la rotta e ovviamente ogni tanto ricalcolo. Anch'io ricalcolo. Ma c'è una cosa che fa il TomTom, ti dà la sicurezza, perché tu dici vado qua, poi vado qua, poi vado qua, poi vado qua, è tutto ben programmato, no? E il Signore dice: non ti devi fidare di una mappa, ti devi fidare di me, di quello che ti dico giorno per giorno, di dove devi mettere i passi, è perché io te lo dico. E Paolo Apostolo ha imparato la lezione e dice la parola di Dio che la prima cosa che lui ha fatto è ha ascoltato la voce dello Spirito Santo, e la seconda cosa che questo testo dice è che lui era ripieno di Spirito Santo, non era ripieno di eloquenza, non era ripieno di saggezza umana, non era ripieno di retorica, era ripieno dello Spirito Santo di Dio, e questo ha fatto una grande differenza nella sua seconda evangelizzazione. Allora voglio dare alcuni dettagli di questa evangelizzazione che è stata un grande successo. Un solo seme, una grande fame. Fame di che cosa? Fame di salvezza, fame di parola di Dio.
Io so che gira un'idea in questo popolo, che è il nostro popolo, quello di oggi. Ti sei mai sentito nella tua testa la seguente frase? Gli italiani sono duri di cuore, non ascoltano il Vangelo. Hai mai sentito questa frase? Sì? Hai mai pensato questa frase? Tu sai, no, che un giorno una sorella, te l'ho raccontato tante volte, ma te lo riracconto. Pastore, questi italiani sono duri di cuore. Ho detto, sorella, guarda, io sono un italiano, sono convertito, eppure mi piace la parola di Dio. Sai cosa mi ha risposto? Sì, ma tu non sei un italiano, tu sei un pastore. Ah, allora, ok. Capisci? Cosa il diavolo fa nella testa delle persone? Allora sta attento. Dove ha scelto lo Spirito Santo che l'Apostolo Paolo doveva predicare? La parola di Dio dice che la prima cosa che lui ha fatto quando è sceso a Salamina, che è la città nel porto ovest di Cipro, ha cominciato a camminare e ha cominciato ad andare nelle sinagoghe a predicare la parola di Dio. Dove lui ha predicato la parola di Dio? Nelle sinagoghe, il posto dove si insegnava tutto il contrario della epoca della grazia, ossia si insegnava la legge di Dio, e i giudei sono stati sempre la spina nel fianco del predicatore Paolo. Quando lui andava in una città, i giudei lo lapidavano. Quando lui andava in una città, entrava nella sinagoga, i giudei lo perseguitavano, e lui insisteva ad andare nelle sinagoghe, perché è lì che si predicava la parola di Dio nonostante tutto, con libertà. Allora, tu vuoi predicare il Vangelo? Io porto un seme, che è la parola di Dio. E ti posso assicurare una cosa, in qualsiasi posto io vada, qualcuno ha fame della parola di Dio, perché è Dio che provoca la fame in quella persona. Questo percorso che ha fatto l'Apostolo Paolo ci insegna una cosa interessante, che noi dobbiamo essere disposti ad andare con un piede a 1 metro dall'inferno. Se metti che qua ci sia l'inferno, noi dobbiamo essere lì a 1 metro dall'inferno per salvare una persona sola. In qualsiasi ambiente noi andiamo, c'è qualcuno che ha fame della parola di Dio. Se mi invitassero in una moschea andare a predicare grazie Pietro. Se mi invitassero in una moschea andare a predicare il Vangelo, io ci vado, perché so che là troverò uno che è affamato della parola di Dio. Se mi invitano ad andare in mezzo ai buddisti a predicare la parola di Dio, io ci vado a predicare la parola di Dio. Ah, pastore, ma tu vai in mezzo. Vado in mezzo. Dov'era Gesù quando era qua sulla terra? In 2 posti, dove c'erano i religiosi che pensavano di predicare la parola di Dio, ma che non predicavano la parola di Dio, e lui entrava lì e predicava la parola di Dio. E la seconda cosa, era in mezzo alle persone più disgraziate di questa terra, in mezzo a pubblicani, in mezzo a prostitute, in mezzo ai lebbrosi, in mezzo ai ciechi, in mezzo a persone che erano lo scarto della società. E quando quella donna là, che aveva il flusso di sangue da 14 anni, ha toccato la sua veste, lei era impura, era considerata impura da tutte le persone che erano vicino a lei, doveva vivere ai margini della società. Sai che cosa Gesù ha fatto quando ha toccato il suo veste con fede? Gli ha detto: donna, la tua fede ti ha salvato, l'ha rivalutata in mezzo a tutti. E gli ha detto: imparate da lei. Gesù non ha fatto così? Allora ti faccio una domanda scomoda. Tu sei disposto ad andare in qualsiasi posto ti mandi per salvare anche un'anima sola? Sì o no? Gesù era disposto. Ti ricordi quando è andato in Samaria da una donna samaritana che ha avuto 5 mariti, che poverina ogni giorno andava
a prendere l'acqua a mezzogiorno, l'ora più calda del giorno, per non farsi vedere dalle altre donne perché si vergognava. Ma Gesù ha detto, io devo passare per la Samaria. Io devo andare a incontrare quella donna, perché so che quella donna farà la differenza nella sua società. E quella donna, quando si è convertita, è tornata al suo villaggio, e io me l'immagino a bussare alla porta di tutti quelli che la giudicavano e dicendo, c'è uno che ha detto tutto quello che io sono e tutto quello che io ho fatto. Il villaggio è andato da Cristo e ha detto, adesso vogliamo sapere da te, ma non è più a motivo di quello che ci dice la donna, ma perché stiamo vedendo che qua c'è un Messia. Sei disposto a investire in una persona sola? Amen. Sei disposto a mettere un piede a 1 metro dall'inferno per andarla a prendere per i capelli e dire, non andare di là. Io sono disposto ad andare da qualsiasi parte. Ti ricordi quando Gesù è andato dall'altra parte del mare di Galilea, a Gerasa, con un indemoniato? Lui ha affrontato la tempesta, è sceso, ha incontrato un indemoniato che si autoflagellava, viveva in mezzo ai sepolcri. Bella persona, vero? E sai nella mente di Cristo che cosa c'era? Quest'uomo farà la differenza nella sua città. Ed è interessante che Gesù lo libera e poi subito dopo questo indemoniato dice, Maestro, io voglio seguirti. Tu non mi seguirai, tu andrai nella Decapoli, andrai in queste 10 città e tu predicherai la parola di Dio e tu dirai quali grandi cose il Signore ha fatto per te. Gesù era disposto ad andare all'estremità della terra per guadagnare un'anima sola. In qualsiasi ambiente lui andasse, lui diceva, qualcuno ha fame della parola di Dio. Non guardare dove Dio ti manda, non guardare quello che pensano gli altri intorno a te, non guardare la parte estetica di quello che tu stai facendo, perché se il Signore ti manda là in mezzo ai leoni a predicare la parola di Dio, un leone si convertirà, perché la parola di Dio è potente per farlo. Paolo era disposto, ma noi dobbiamo essere disposti. Forse puoi portare solo un seme, ma ricordati che Dio manderà la fame a quella persona e tu devi essere lì per sfamare quella persona. Ma per fare questo noi dobbiamo fare una cosa interessante che ci insegna questo testo, che è dobbiamo andare nome contro nome. Pastore, cosa vuol dire questo? Te lo spiego subito. Allora, tu sai che nelle città antiche che venivano fondate c'era un nome, per esempio la città di Roma, la città di Costantinopoli, famosissime nell'antichità, che avevano un nome che tutti pronunciavano, ma alle città, ogni città veniva fornito un nome segreto che veniva inciso su una roccia, fondata nel fondamento della città e solo chi la fondava conosceva quel nome. Sai perché? Perché c'era una credenza nel mondo antico che se tu evocavi il vero nome di quella città, tu potevi conquistare quella città militarmente, perché il nome significa identità, personalità, la forza intrinseca che c'è dentro in quella città. Allora sta attento, questo testo è molto interessante perché ci dà tre nomi che hanno un significato molto interessante. Okay? Il primo, l'evangelizzato, che si chiamava Paolo Sergio. Okay? Il secondo, l'evangelizzatore, che si chiamava Saulo oppure anche Paolo. Il terzo è il falso profeta che si chiamava Elima, che significa, ve lo dico dopo, Paolo Sergio significa piccolo dal cuore intrecciato. Paolo Saulo significa piccolo chiesto a Dio. Elima significa specialista. Allora te lo metto in soldoni in pratica. Uno specialista in inganni, come lui era, Paolo lo chiama figlio del diavolo, stava dicendo bugie a Paolo Sergio e il suo cuore si intrecciava tra verità e bugia e la sua testa era confusa.
Ma arriva un uomo che si chiama piccolo chiesto a Dio, ossia Saulo Paolo. Un piccolo chiesto a Dio. Parla Paolo Sergio e questo piccolo chiesto a Dio sconfigge lo specialista in inganni. Allora indovina chi è il piccolo chiesto a Dio. Tu stai arrivando alla conclusione. Ogni figlio di Dio è un piccolo chiesto a Dio che ha tutta l'autorità di dire al nemico vattene nel nome di Gesù, perché qua verrà predicata la verità e tu non puoi resistere. Tu hai tutta l'autorità di predicare la parola di Dio. Pastore, io non conosco la parola di Dio abbastanza. Il Vangelo non è per teologi, il Vangelo è per figli di Dio con il cuore aperto a predicare queste 3 semplici verità. Siamo separati da Dio a causa del peccato, Cristo è morto per noi, ricevi Cristo e questo è il Vangelo. Come faceva Paolo a sconfiggere quel nemico che predicava eresie? Semplice, predicava un Vangelo fanciullesco, bambinesco, incredibile. Allora ascoltami, pastore, ma cosa stai dicendo? Perché Paolo dice che il Vangelo è pazzia per quelli che periscono? Ti sei mai chiesto il perché? Allora, considera bene la vita di Gesù. La prima grande verità che troviamo nella parola di Dio è che Gesù è nato concepito da Spirito Santo. Aspetta. Concepito da Spirito Santo. Ossia, Paolo andava, predicava, fratelli, Gesù è stato concepito da Spirito Santo. Prima grande verità. Seconda cosa, il nostro re è un falegname. Credibile? È credibile? Terzo, il nostro re, ossia il governatore, quello che ci hanno promesso da secoli, morto in croce, maledetto, perché è così che hanno fatto i giudei e i romani l'hanno crocifisso. Quarta cosa, Gesù è risorto al terzo giorno. Allora, ti chiedo una cosa, è un Vangelo plausibile, credibile? Umanamente parlando, no. Perché è una cosa da fuori di testa. Io ringrazio Dio di essere proprio matto per questa cosa. Io ringrazio Dio che ci sono degli altri matti in questa chiesa che credono a questa pazzia del Vangelo, perché è questo che il Signore ci ha detto. E questo è talmente folle, quello che c'è scritto nella Bibbia, che l'unico motivo per cui una persona può credere a una follia simile è che lo Spirito Santo sia all'opera e che ti apra la mente e che ti faccia vedere che è così perché Cristo ha voluto così. Non troviamo più scuse per predicare il Vangelo. Sai perché? Perché se tu sei ripieno di Spirito Santo, le persone vedranno che tu stai dicendo la verità. Potranno rifiutare la parola di Dio, ma non potranno dire quella persona non crede in quello che sta dicendo. Ho visto un filmato di, chi si ricorda del grande predicatore che ha calcato le scene del XX secolo, Billy Graham. Conoscete? Sì. Un giorno hanno intervistato un ateo convinto che ogni conferenza che lui faceva, lui era presente in prima fila, lui prenotava il posto in prima fila. Dopodiché, un intervistatore ha detto, no, bisogna che gli chiediamo qualcosa perché è ateo, continua a rifiutare il Vangelo, bisogna che capiamo perché. E l'hanno intervistato in una TV e quest'uomo, che sedeva sempre in prima fila durante le predicazioni di Billy Graham, gli hanno chiesto, ma lei è ateo, viene da tanti anni alle conferenze di Billy Graham, perché continua ad andare lì a quelle conferenze e continua a non credere? Sapete cosa lui ha risposto? Io non sono convinto di quello che lui dice, ma mi piace vedere una persona convinta di quello che dice. Ed è per questo che lui era seduto lì tutte le volte. Cari miei, se noi non siamo convinti del Vangelo,
e predichiamo un Vangelo che diciamo tanto non succederà niente, secondo voi succederà qualcosa. La nostra mente ha il potere di determinare cosa succederà dopo. Se io dico il Vangelo di Dio farà la differenza nella vita di una persona, la farà, ma devo crederci con tutto il mio cuore e devo avere fede in quello che Cristo predica nella parola di Dio. Tu credi nel Vangelo? Pastore, da oggi vado in piazza dei Signori, predico e 4.000 persone si convertono. Non ho sentito nessuno amen. Ok, quante piazze abbiamo a Treviso? Ce la dividiamo? Sì? Fratelli, buongiorno. Ok, va bene, un caffè alla mattina, mi raccomando qua, i baristi dove sono? Un caffè più forte, più strong. Per conquistare quella sola anima Paolo però ha dovuto usare tutta la sua autorità. Allora sta attento. Ti voglio leggere solo un pezzettino di un salmo, che è il Salmo 109, ok? Non lo trovi lì. È un salmo che i teologi definiscono, e ce ne sono tanti nella parola di Dio, si definiscono salmi imprecatori, ok? Ossia, Davide, l'uomo dal cuore secondo il cuore di Dio, a un certo punto ha scritto una cosa che io quando sono arrivato alla fine di questo salmo ho detto, Signore, cosa ci fa questo nella Bibbia? Una roba un po' strana. Allora ti voglio leggere questo salmo imprecatorio di Davide. Lui sta imprecando contro i nemici di Dio e dice, quando sarà giudicato, esca condannato e la sua preghiera gli sia imputata come peccato. Siano pochi i suoi giorni, un altro prende il suo posto, i suoi figli diventano orfani e sua moglie vedova. I suoi figli siano vagabondi, mendicanti e cerchino il pane lontano dalle loro case in rovina, l'usuraio divori tutto il suo patrimonio ed estranei lo spoglino del frutto delle sue fatiche, nessuno sia misericordioso con lui e nessuno abbia pietà dei suoi orfani. Ti faccio una domanda, tu faresti una preghiera così? No. Pastore, ma questa era cosa dell'Antico Testamento. Ok. L'epoca della grazia, noi dobbiamo amare i nostri nemici. Sì? I nostri nemici. Ma Paolo, quando ha affrontato questo figlio del diavolo che cercava di impedire la predicazione del Vangelo di Dio, che cosa lui ha fatto? La mano di Dio è su di te e tu resterai cieco per un tempo, così impari a predicare eresie. Ha detto così Paolo, sì o no? Che cosa ha detto Pietro quando Simone il mago ha detto io voglio questo dono anch'io perché quando impongo le mani così venga lo Spirito Santo su cui impongo le mani. Che cosa ha detto Pietro? Ha detto che il tuo denaro vada con te in perdizione. Sì o no? Nuovo Testamento, epoca della grazia, sì o no? Pastore, perché non facciamo più questo tipo di predicazioni? Perché non facciamo più questo tipo di affronto al campo del nemico? Posso darti una mia opinione spassionata? Prima cosa, perché noi non conosciamo più il valore di un'anima. Paolo sapeva quanto valeva l'anima di quella persona che stava ascoltando il Vangelo. E ha detto, no, diavolo, tu non sei, io non ti voglio come nemico del Vangelo di Dio. Io ti riprendo nel nome di Cristo Gesù e tu sarai cieco per un tempo. Perché lui sapeva benissimo che se perdeva quell'anima andava all'inferno e continuava ad ascoltare bugie. Pietro ha detto, il tuo denaro vada con te in perdizione. Cari miei, te lo spiego così, ok? Ancora meglio. Sei mai entrato da quei gioiellieri che hanno proprio, sai, quei diamanti bellissimi che fanno 1000 riflessi dentro, quelli veri, no? Quelli finti che ho io. No, io non ho neanche quelli finti. Ma una cosa interessante fa quell'orefice, quel gioielliere. Perché tu possa vedere i riflessi di quel diamante, lui fa una cosa molto furba. Mette quel diamante sul velluto nero. Perché il contrasto del velluto nero
e sopra questo diamante brilla di tutte le sfaccettature che contiene. Questo è il Vangelo, cari miei. Sai perché noi non riusciamo più a far brillare quel diamante? Sai perché non riusciamo più a fare quelle preghiere che sono anche delle imprecazioni contro il nemico che cerca di impedire la predicazione del Vangelo? Perché noi non conosciamo più il valore delle anime e non conosciamo più il valore del Vangelo. Tu sai che Cristo ha dato la sua vita per il Vangelo, sì o no? Ah, pastore, ma lo so. E allora perché quando il nemico viene noi accogliamo tutti? Perché? Perché facciamo questo pluralismo? Tu sai quali sono i 3 nemici dell'epoca moderna nella Chiesa? Attenzione, nella Chiesa. Il primo si chiama pluralismo. Ascolto la verità di tutti. Secondo, relativismo. Non esiste nessuna verità assoluta. Terzo, antropocentrismo. L'uomo al centro dei culti, l'uomo al centro delle canzoni, l'uomo al centro delle decisioni, l'uomo al centro di ogni necessità. E Cristo dove lo mettiamo? Cristo è quel diamante sopra il panno nero e quel panno nero siamo noi, cari miei, che abbiamo bisogno di capire qual è la volontà di Dio ogni giorno della nostra vita. E quando noi capiamo il valore del Vangelo, noi cominciamo a fare quelle predicazioni e quelle preghiere di vattene via nel nome di Gesù e smettila di impedire la predicazione del Vangelo. Dio ti ha dato un'autorità, caro mio, come figlio di Dio, usala. Ti ricordi quando Mosè davanti al Mar Rosso, c'era il Mar Rosso chiuso? Signore, dietro c'è il Faraone, davanti c'è il Mar Rosso chiuso. E poi lui subito dopo dice, popolo di Dio, state tranquilli perché il Signore combatterà per voi. Che fede, quest'uomo. E c'è un testo che dice, un versetto piccolo piccolo sotto che dice, Dio che dice a Mosè, perché gridi a me? Usa il tuo bastone. Usa la tua autorità. Fai questa preghiera e allontana i nemici del Vangelo. È tuo compito. Perché il mio Vangelo deve essere predicato così com'è. E io sono disposto, cari miei, ad andare a 1 metro dall'inferno per predicare questo Vangelo. E chiunque mi impedirà di predicare il Vangelo, io se non aprirò la bocca, se me la cuciranno, aprirò i miei occhi per dire c'è un Dio che salva e ha dato la sua vita, la vita di suo figlio perché questo Vangelo possa essere predicato in tutta la terra. 12 uomini hanno fatto un disastro spirituale perché erano completamente sottomessi alla volontà di Dio. Gente, se 12 uomini semplici hanno cambiato il mondo, siamo qualcuno di più, sì o no noi? Se oggi ti dicessero, predica il Vangelo, tu sai come fare? Il Vangelo è semplice, gente. Il Vangelo è la croce di Cristo. Predica Cristo morto e risorto al 3° giorno e tutto cambierà. Il Vangelo non ha bisogno di modifiche. Il Vangelo non ha bisogno di bravi predicatori. Il Vangelo ha bisogno di un cuore disposto a predicarlo. Paolo ha ripreso quest'uomo e quest'uomo è rimasto cieco. E questo proconsole romano si è convertito, ha creduto nella sana dottrina e ha creduto in quello che vedeva. Ha visto un grande miracolo, ha visto la potenza di Dio all'opera. Questo successo ci dice questa grande verità. Passiamo pure alla slide. Ci dice una grande verità, che gli ostacoli al Vangelo sono una grande opportunità di vedere Dio all'opera. Allora ascoltami. La prima cosa che tu fai quando arriva un ostacolo
nella tua vita cercando di predicare il Vangelo o con la tua voce o con la tua vita stessa. Ok? Se tu stai predicando il Vangelo, ti posso assicurare una cosa, che le opposizioni arriveranno. Se non c'è nessuna opposizione nella tua vita, è perché tu non stai predicando il Vangelo di Dio. Perché appena tu entri nella casa dell'uomo forte, l'uomo forte non si fa portare via con facilità le sue masserizie, come dice la parola di Dio. La parola di Dio dice che noi dobbiamo legare l'uomo forte. Dobbiamo predicare il Vangelo per salvare le anime. E se tutto va liscio nella tua vita, mettiti questo termometro spirituale sotto le ascelle, se tutto va liscio nella tua vita e se nessuno ti riprende, se nessuno ti affronta, se nessuno ti dà problemi, è perché non stai predicando il Vangelo di Dio, perché chi vuol vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. È così che dice il Vangelo. È così che dice Paolo a suo figlio Timoteo e gli dice: non avere vergogna del Vangelo di Dio e soffri anche tu per il Vangelo sostenuto dalla potenza di Dio. Romani 1,16 dice che il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ciascuno che crede. Pastore, come si fa a far risorgere un morto? Col Vangelo. Come si fa a rendere una persona totalmente debole, farlo diventare un Capitan America spirituale? Sai com'è diventato forte Capitan America, no? Chi è che ha visto il film? Solo io? No, ok. Io sono un fanatico degli Avengers, ok? Sto scherzando. Ma interessante Capitan America. Un mingherlino che pesava 30 kg più qualche grammo, viene preso, messo in una macchina genetica, girano la rotella e subito, dopo 2 minuti, lui esce, sta cosa qua che va, corre a 80 all'ora, ha una forza pazzesca. Dio fa questo. Tu entri nel Vangelo e il Signore ti fa risorgere. Ascoltami bene, voglio dirti questa frase prima di chiudere. Dio è specialista in risurrezioni. Ok? Dio è specialista in risurrezioni. Quello che è totalmente disperato umanamente parlando, Dio dice: dammelo in mano a me, perché io sono il riciclatore di rifiuti più in gamba dell'universo. Io posso fare della tua morte spirituale vita. Io posso fare dei tuoi sogni per Dio, morti e sepolti, qualcosa di completamente nuovo e vivo per la gloria di Dio. Ma se tu vuoi vedere la potenza di Dio all'opera, tu devi credere nel santo, eterno e benedetto Vangelo. 3 realtà semplici. Pastore, basta, non dirmelo più. Forse mi lapiderete, ma vi resterà nella testa. Ogni tanto mia moglie mi dice: basta ripetermi le robe. Vero? Chiesa di Dio, non mi stancherò mai di dire che siamo separati da Cristo per causa del nostro peccato. Hai mai provato a dire a una persona: sei un peccatore che va all'inferno? Hai mai provato? E quella è la prima cosa che tu devi fare. Guarda, io posso dire che Dio ti ama, ha un piano meraviglioso per te, che bello. Una persona che sente una predica del genere dice: che bello, voglio 3x2 di questo prodotto. Sì o no? Dio ha un piano meraviglioso per te. Diverso è dire: sei un peccatore che va all'inferno, se non ti ravvedi, fra poco sei nell'eternità bruciando. È semplice predicare questo Vangelo. Seconda cosa, ravvediti, ossia rinuncia al tuo peccato. Terza cosa, fai entrare Cristo nella tua vita, ossia metti da parte il tuo ego e fai che Cristo guidi ogni passo della tua esistenza. È un Vangelo credibile umanamente parlando? La risposta è assolutamente no. Ma sai una cosa, Paolo, dice questo testo, era ripieno di Spirito Santo e lui convinceva le persone sì.
convinceva le persone sì. E tu vedrai Dio usarti per le risurrezioni. Vedendo una vita completamente lontana da Dio, convertirsi, risorgere, cambiare personalità. E c'è qualcuno qua dello staff che è stato al campeggio con me? Alzi la mano, solo dello staff. 1, 2, 3, eccoli qua. Potete confermare di aver visto questa potenza di Dio all'opera nel campeggio? Ho visto arrivare la domenica pomeriggio questi ragazzi con lo sguardo spento. Sabato, quando sono tornati a casa, tutti sorridevano, avevano un viso completamente diverso, gli occhi puliti. Questo benedetto cellulare. 48-72 ore di disintossicazione. Ma dopo i ragazzi hanno cominciato ad ascoltare la parola di Dio e la parola di Dio, il Vangelo, ha fatto la differenza nelle loro vite. E oggi noi abbiamo un raccolto che portiamo a casa con un cuore pieno di gioia, perché il Vangelo cambia e risorge anche i morti più morti. Tu vuoi essere un predicatore del Vangelo? Sì o no? Possiamo pregare in questo momento. Paolo è andato a cercare una persona solo. Interessante che lui ha descritto il passaggio per le sinagoghe, queste prediche che lui ha fatto nelle sinagoghe, e non ha riportato quante persone si sono convertite. Ma quando è arrivato là in fondo, a Paffo, questo uomo che ha detto io voglio ascoltare la parola di Dio, Paolo ha affrontato questi grandi ostacoli, le false dottrine che cercavano di inquinare la testa di quest'uomo, ma lui aveva gli occhi aperti nel mondo spirituale e ha detto figlio del diavolo, sta zitto, perché adesso la parola di Dio verrà predicata. E questo ci dice che noi dobbiamo essere disposti a fare altrettanto, ad andare ovunque il Signore ci mandi, in mezzo a qualsiasi ambiente, perché un seme solo può raggiungere un'anima che è un'anima strappata dall'inferno, con il santo Evangelo di Cristo. Oggi noi dobbiamo considerare qual è la nostra priorità. E io vorrei veramente pregare insieme a voi che la nostra Chiesa sia una predicatrice del Santo Vangelo di Dio. Ripeto un'altra volta, Cristo non ha bisogno di tecnici, di brave persone a fare l'opera con eccellenza. L'eccellenza non conta niente senza un cuore aperto, disposto a fare l'opera di Dio. Un cuore senza barriere farà una grande differenza. Arrendiamoci a Cristo. Signore nostro Dio, il nostro nemico si chiama Satana e il diavolo. Quante volte noi confondiamo il nemico con una persona a fianco a noi? In questo momento, Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che nel cuore di ciascuno di noi possa sorgere, Signore, la stella del mattino, Cristo Gesù, il Signore.
e che ci dia, Signore, quella volontà profonda, determinata, coraggiosa di predicare il Santo Evangelo là dove serve. E aiutaci con coraggio, Signore, a essere figli sottomessi alla tua opera. Tu hai sentito che la parola di Dio era per te questa mattina. Io voglio pregare insieme a te e voglio identificare la tua scelta di far sorgere questa stella del mattino. Forse tu sei già figlio di Dio, ma questo non vuol dire niente. Cristo vuole un cuore predisposto a predicare il suo Vangelo. Sei disposto ad andare a 1 metro dall'inferno per strappare anime? Io voglio pregare insieme a te e ti chiedo di alzarti nel nome di Cristo Gesù. Voglio identificarti. Dio ti benedica qua, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Dio ti benedica. Non avere paura di quello che stai scegliendo, non guardare la persona al tuo fianco, ok? Cristo vuole te, non importa quello che gli altri pensano, quello che Cristo pensa è importante. Dio ti benedica. Amen. Amen. Il Signore è qua in mezzo a noi, cari miei. Gloria a Dio per queste scelte. E adesso chiederò al Signore di benedire il tuo cuore e di usarti e di sperimentare questa dinamite dentro di te che cambia il cuore delle persone. Nostro Dio, nostro Padre, nel nome di Cristo Gesù, è qua, Signore, che noi stiamo prendendo delle decisioni che cambieranno le nostre esistenze, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Io ti chiedo che questi cuori che stanno dicendo sì, si stanno sposando col tuo Santo Spirito. Stanno dicendo, Signore, eccomi, Signore. Come ha detto Samuele, eccomi. Come Matteo che si è alzato dal tavolo delle valute e ha detto, Signore, io ti seguirò ovunque tu andrai e predicherò il santo Evangelo di Cristo a qualsiasi costo. Signore, cosa ne riceveremo noi? Ha chiesto l'Apostolo Pietro. E la risposta del Signore è stata questa: tu riceverai 100 volte tanto ed erediterai la vita eterna. Gloria a Dio, Signore, per questo. Gloria a Dio. Che questa verità, Signore, rimanga dentro di noi oggi e sempre, che sia un cambiamento radicale, costante, coraggioso, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Dai un abbraccio al tuo fratello, alla tua sorella che è in piedi vicino a te. Digli: Dio ti benedica per questa scelta che tu hai fatto. Il Signore ti accompagnerà per tutto il resto della tua esistenza. Mentre cantiamo, noi ti diamo gloria, noi possiamo anche offrire, oltre alle nostre vite, le nostre offerte, le nostre decime, nell'altare del Signore. Noi ti diamo gloria ed onore, grande tu sei e potenti cose fai. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani per adorare.
nome, Signore. E ringraziamo te, Signore, per la tua parola nei nostri cuori, Signore. Ringraziamo te, Signore, per ogni vita, Signore, che si è alzata, Signore. E ringraziamo te, Signore, per ogni offerta raccolta, Signore, in questa mattina, Signore. Benedice tu, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Voglio invitare i nostri diaconi responsabili per la distribuzione degli elementi. In questo momento noi ci prepariamo alla cena del Signore. La cena del Signore è un momento che noi, come dice la parola di Dio, è un atto commemorativo, ossia semplicemente noi ricordiamo, no? Ricordiamo quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Il corpo e il sangue di Cristo sono gli elementi che noi prenderemo per ricordare la morte di Cristo, no? Ma ovviamente non è un semplice simbolo quello che noi facciamo. Perché l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 11 dice che chi prende la cena del Signore indegnamente, ossia senza essere libero nel cuore, da qualche peccato, da qualche situazione che ciascuno di noi sa qual è, allora dice la parola di Dio addirittura che c'è dentro di noi, nella vostra comunità, dice l'Apostolo Paolo, c'è qualcuno che si è ammalato e addirittura qualcuno muore. Cioè la cosa è molto seria, no? Pastore, posso prendere la cena del Signore se ho qualche peccato in sospeso? Questo è il momento di confessarlo a Dio. Ossia, è il momento di dire, Signore, fino a qua veramente ho camminato male, ma metto i tuoi piedi. E sai una cosa, io conosco un Dio pronto a perdonare. Un secondo dopo tu sarai degno sì di prendere la cena del Signore. Pastore, ho qualche amarezza con un fratello, con una sorella. È il momento di andare da quel fratello, da quella sorella. Cambia il tuo calice, chiedi perdono, libera il perdono e tu potrai fare la cena del Signore sì, completamente libero davanti a Dio e davanti ai tuoi fratelli. Ok? Perciò io ti invito ad alzarti in piedi ed avvicinarsi qua ai tavoli, prendere gli elementi e così poter condividere la cena del Signore insieme. Ok? Per favore. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami.
hanno ricevuto? Nessuno manca? Elementi? Ok. Aspettiamo un attimo Pietro, poi faremo insieme. Ma voglio ricordarti una cosa molto semplice. E tutte le volte che io leggo quel testo che ci parla della cena del Signore, l'ultima cena che Lui ha fatto insieme ai Suoi discepoli, mi domando sempre, se io sapessi che sto per morire di lì a qualche ora, come passerei le mie ultimi istanti di vita? Cosa sceglierei di fare? Gesù fa una dichiarazione in quella cena e dice così: ho grandemente desiderato mangiare questa cena insieme a voi. Cristo nelle ultime ore ha scelto di stare con i Suoi fratelli, con i Suoi discepoli, servendo. Il testo dice anche che Lui lascia la sua Pasqua, la sua cena a tavola a metà perché vede una necessità, che è quella di andare a lavare i piedi ai Suoi discepoli. Giovani, adolescenti che siete stati là, vi ricordate di questa sera, di venerdì sera, quando ci siamo lavati i piedi gli uni gli altri? Abbiamo fatto una promessa, vi ricordate quale promessa? Guardando negli occhi gli uni gli altri abbiamo detto: puoi contare su di me, posso contare su di te, su di me puoi contare, ma posso contare su di te. È questo che il Signore ci sta dicendo attraverso la cena che noi faremo insieme, ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo che è morto sulla croce e ha dato se stesso perché noi potessimo essere qua oggi. Prendiamo insieme. Nostro Dio, grazie per questa solenne celebrazione di Cristo morto e risorto sulla croce. Signore, che possiamo sempre ricordare che le tue ferite, le ferite del tuo corpo ci hanno già guarito da tutti i nostri malanni, da tutte le nostre malattie spirituali. Grazie, Padre. Ferite che guariscono. Ti lodo, Signore, per questo, perché posso dichiarare: davanti a te sono puro, grazie a Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. E adesso noi faremo come facciamo di solito quando c'è quel ribelle del pastore Sandro, ok? Noi scambieremo i nostri calici, perché la parola di Dio dice, e noi dobbiamo essere fedeli fino in fondo, che era un calice, non erano tanti calicini come abbiamo oggi. Perciò scambiando i calici, noi faremo un calice unico, no? Che diventa una cosa unica nel mondo spirituale, ok? Quindi lascia il tuo posto, scambia il calice col tuo fratello, dagli un abbraccio, dagli una parola di benedizione e incoraggialo nelle vie del Signore, ok? Lascia il tuo posto e vai a fare quello che ti ho chiesto.
Stai sentendo la presenza del Signore? Che presenza meravigliosa. Che presenza meravigliosa. Ed è per questo che dobbiamo lottare. Perché Dio si manifesta in mezzo a noi. Ti ripeto l'ultima volta la cosa che abbiamo cantato. Arrendiamoci a Cristo. Posiamo le armi e il Signore si manifesterà in mezzo a noi. Ricordiamo che questo rappresenta il sangue di Cristo. Prendiamolo insieme. Nostro Dio, grazie. Perché è sublime sentire la tua presenza. Noi lottiamo ogni giorno. A volte cadiamo, a volte facciamo passi indietro, ma sempre quella mano ci rialza. La tua parola dice nel libro di Proverbi: il giusto cade 7 volte, ma si rialza perché la mano di Dio lo sostiene. Signore, abbiamo preso delle decisioni forti questa mattina. Forse cadremo, ma Signore, facci sentire la tua mano rialzarci e proseguire questo cammino, predicando il tuo Vangelo, salvando anime e andando fino all'estremità della terra. E se anche fosse per un'anima solo, gloria a Dio, gloria a Dio. E adesso, Signore, che fra poco torneremo alle nostre case, ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Amen. Dio ti benedica. Prima di chiudere il culto, ci sono avvisi, pastore? Oi? Qualcuno ha qualche avviso, qualche ricordo, qualche video da fare vedere? Ok, ricordiamoci il picnic il giorno 29, ok, promosso per l'Agape di Belluno, però tutti sono invitati. Altro? Il 29 luglio alle ore 10. Ok? Poi l'incontro delle coppie per maggiori informazioni. Jessica, Patrizia, sì, tutte le coppie, Clelia, va bene, potete cercare loro. Basta? Sì, il coro canta questa sera alla chiesa di Conegliano, Agape di Conegliano, tutta la chiesa è invitata. Sarà una benedizione lodare il Signore insieme un'altra volta. Tutti sono invitati, ok? E noi vogliamo, se non ci sono altri avvisi, noi vogliamo chiudere il culto con la certezza che il Signore è con noi, così come Lui ha promesso, fino alla fine. Tu non mi lascerai mai. Amen? Cantiamo insieme. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura.
la notte è buia, tu non mi lascerai mai. Quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Io posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre con te resterò, per adorarti, per adorarti. Io posso già vedere una luce che risplende per me, il buio finirà e per sempre